Siamo con Giovanni D'Antonio, giovane e brillante imprenditore italiano che incarna alla perfezione la parola self-made. Quali sono stati i percorsi più difficili per poter arrivare ad oggi, ad essere ciò che sei? Beh, sicuramente l'essere self-made ha comportato tanti sacrifici, a partire dallo studio dove mi sono dedicato al mondo dell'economia e poi nel lavoro, insomma, tante ore di lavoro, stare sempre in viaggio. Cosa ti ha portato ad occuparti, ad essere interessato e affascinato al mondo del wellness di lusso? Beh, diciamo che il mondo del wellness di lusso ha fatto sempre parte del mio retaggio, veniva da quello che era la mia tradizione, la mia famiglia si è sempre occupata di wellness, di benessere, mio padre chirurgo plastico, mia madre farmacista, quindi da sempre siamo stati attenti alla figura della persona, quindi all'amare se stessi, infatti il brand Mi Amo nasce proprio da questa filosofia. Cosa pensi che l'America e quindi il Made in USA possa insegnare all'Italia e che cosa invece l'America dovrebbe magari imparare dall'Italia? Beh, guarda, c'è molta connessione tra i due mercati. Se tu per esempio vai in America trovi un sacco di negozi che hanno nomi italiani semplicemente perché questo affascina molto il consumatore, quindi la gente è invogliata poi ad acquistare beni piuttosto che andare in ristoranti semplicemente perché hanno nomi italiani. Allo stesso modo in Italia i consumatori pensano che i prodotti o i beni che arrivano dagli Stati Uniti hanno una valenza maggiore, insomma una qualità maggiore, questo perché ovviamente sanno che c'è la ricerca scientifica che c'è alla base, insomma è di livello superiore rispetto a quella che viene fatta in Italia. Sicuramente i due mercati sono interconnessi, l'Italia dovrebbe guardare agli Stati Uniti soprattutto per le opportunità che vengono create. È chiaro che il mercato è diciamo 1000 volte più grande rispetto al nostro, quindi le opportunità sono enormi, però se si pensa che un business in startup in Italia può avere dei finanziamenti se sei fortunato, diciamo con un taglio che va intorno ai 50.000 euro se proprio vogliono aiutarti, negli Stati Uniti nel momento in cui tu hai un'idea gli investitori sanno già se quell'idea poi ovviamente può essere diciamo resa economicamente valida e quindi tendono a supportare e vediamo tutti i vari casi che si leggono oggi, sono tutte idee di ragazzi giovani che hanno avuto la possibilità di renderle concrete perché persone hanno creduto in loro. Ecco, l'Italia dovrebbe sicuramente percepire questo dagli altri. Quindi Italians do it still better. Italians do it much better, questo è tra l'altro è uno dei miei hashtag che utilizzo di più, quindi Italians do it better, ma devono andare sicuramente elsewhere, cioè non solo in Italia, Ok. perché è proprio quando usciamo dai nostri confini che iniziamo a fare le cose in maniera diversa e migliore rispetto agli altri. Questo non ce lo può negare nessuno, insomma, ovunque andiamo si sente di parlare di italianità e questo deve far riflettere soprattutto i nostri politici oggi di come mai magari gli italiani che vanno all'estero sono super performanti e in Italia diciamo rendono meno. Questo perché sicuramente ci saranno delle normative, l'accesso al credito in maniera diversa piuttosto che tendono a comprimere poi queste capacità imprenditoriali che abbiamo insite nel nostro DNA. Siamo un popolo di PMI, insomma, quindi non siamo un popolo come gli americani di grossissime aziende che governano tutto. Noi abbiamo il più alto numero di PMI in Europa e quindi è giusto che si dia sviluppo a questo. Pensi che avere avuto un'impresa di famiglia, quindi dove c'è una certa sinergia, sia qualcosa, un retaggio tipicamente italiano e quanto è stato importante per la buona riuscita di un progetto? Noi per esempio siamo un'impresa familiare. Mia sorella più che aver contribuito alla nascita di Mi Amo, diciamo che è stata proprio l'ideatrice. Lei ha sviluppato la linea, sviluppa tuttora i prodotti e fa parte della direzione scientifica. Insieme a mia madre sono due farmaciste e due generazioni a confronto, quindi hanno sviluppato una linea a 360 gradi proprio per andare a colpire tutte le patologie della pelle, per andare a risolvere tutte le problematiche relative alla pelle, dalle macchie cutanee all'acne piuttosto che all'invecchiamento, e quindi loro sono molto importanti. Dall'altro lato io sono ritornato dopo aver fatto esperienza nel mondo della finanza e del private equity e ho dato vita a quella che poi è un'impresa, perché una farmacista piuttosto che un'esperta in anti-age ovviamente non hanno conoscenze di tipo manageriale o amministrativo per poter poi guidare un'azienda, però
questo ti fa capire quanto l'interconnessione familiare, l'importanza del sedersi a un tavolo, ecco, in famiglia e discutere su cosa fare, come farlo e quando farlo, per noi è molto importante. Quindi i nostri sono sempre confronti molto, molto costruttivi, diciamo nel rispetto poi dei ruoli, non ci calpestiamo mai, ognuno ha il proprio ruolo, ognuno dice la propria, e in queste tavole rotonde che facciamo praticamente, non dico quotidianamente, ma poco ci manca, troviamo sempre la soluzione migliore per rispondere alle esigenze dei nostri consumatori. Quindi oggi noi possiamo dire e vantarci di avere una delle imprese innovative di cosmeceutica più importanti nel mercato italiano. Pensi che quindi sia la tecnologia che la tradizione non siano un ossimoro, ma siano in qualche modo un connubio? Beh, guarda, noi siamo un'impresa di tradizione, però non abbiamo potuto fare a meno della tecnologia. Oggi, per esempio, i nostri agenti hanno un'applicazione dedicata sull'iPad per raccogliere ordini, trasmettere, recuperare crediti, insomma, per fare un po' tutte le attività, far vedere i cataloghi e quant'altro. Sarei stato, diciamo, tra virgolette, uno stupido se avessi pensato di poter fare un'impresa basata solo sulla tradizione senza dare strumenti nuovi e tecnologici. Ultima domanda, prova a chiudere gli occhi, dove saresti adesso? Sarei a Miami sulla spiaggia. Sulla spiaggia sotto il sole. Grazie mille a Giovanni D'Antonio. Grazie a tutti voi.